E allora eccoci ritornati in studio per la nostra rubrica Memento. Allora, come si diceva prima della pubblicità, autonomia e TAV, è stata la settimana dell'autonomia e della TAV, ci sono delle scadenze, sono nate un po' come dire, di confronti politici, insomma si sta aspettando di fatto, no? Ma sì, noi navighiamo sulle polemiche, invece le cose bisognerebbe spiegarle prima di tutto, poi eventualmente chiedere l'opinione anche della gente e se è necessario fare qualche referendum che sia decisionale, questo referendum, non come si fa in Italia, prima si fa il referendum, poi si fa un'altra cosa. Certo, allora ne parliamo con l'ospite che abbiamo in studio, lo presento, Giacomo Cusumano, buonasera, Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che è il partito che è un po' tra l'incudine e il martello in questo momento, perché vi attribuiscono i ritardi per l'autonomia e le grandi opere e quant'altro, però ricordiamo ai telespettatori che il Movimento 5 Stelle ha appoggiato il referendum per l'autonomia in Veneto. Quindi diciamo che la posizione non è una posizione di ripensamento, no? No, assolutamente, infatti non abbiamo una posizione di ripensamento da un punto di vista non vogliamo più le autonomie, anche perché è nel rispetto proprio della Costituzione, dell'articolo 5 che va a premiare quelle che sono le autonomie. Abbiamo ascoltato varie opinioni che adesso anche in questi giorni a caldo stanno arrivando diverse opinioni anche da altri governatori, vediamo appunto quello di De Luca che vabbè, trova il tempo che trova, De Luca è comunque sicuramente una persona molto mediatica che ha un modo di esprimersi così alla nazione in maniera molto colorita, però obiettivamente noi crediamo più in un lavoro serio da fare insieme alla Lega e soprattutto questa cosa del referendum che è stata fatta, è stata votata, c'è stata un'altissima adesione da parte dei cittadini veneti. Comunque purtroppo il quesito era molto vago all'interno del referendum, quindi effettivamente, come diceva il direttore prima, si è andati a votare senza sapere effettivamente quali fossero le mansioni che la Regione avrebbe dovuto svolgere al posto dello Stato. Adesso sono queste 23 competenze e di questo si sta discutendo. Ultimamente è girata la notizia che ci sono dei margini, parrebbe, di incostituzionalità su alcuni passaggi. Ecco, voglio rassicurare tutti i veneti, insomma siamo al governo assieme, noi con la Lega, e vogliamo che ci sia un'autonomia vera e sincera soprattutto e fruibile da tutti quanti i veneti, ma che non sia uno specchietto per le allodole, ovvero finto, e tornare poi, dopo i ricorsi e tutta una serie di problemi, tornare poi a ridiscuterla. Quindi siamo di garanzia a questa cosa e ci teniamo molto, anche perché ricordo che comunque senza il Movimento 5 Stelle l'autonomia non si sarebbe fatta, perché comunque quando c'era Berlusconi non è stata fatta, e quindi noi crediamo veramente di dare una mano alla Lega e di portare avanti questa cosa e farla in maniera seria, perché altrimenti starebbero perdendo tempo, diciamo. Certo, in proposito si è espresso anche il Presidente Zaia appunto su questa trattativa, chiamiamola così, in corso. Ascoltiamo cosa ha detto. È una rivoluzione epocale, è una vera e propria riforma e dal rango di grande riforma. È logico che il travaglio sia un travaglio molto più importante, però ci sta. Glielo dice uno che ha avuto le battaglie perché non si realizzasse il referendum in Veneto. Direi che ci sta che ci siano perplessità, noi siamo qui pronti a chiarire e soprattutto non possiamo accettare che qualcuno dica che questa è la secessione dei ricchi, perché vuol dire prima non rispettare la Costituzione, dopo non aver capito nulla. La norma finanziaria, come si dice, l'articolo riguardante la norma finanziaria come è stata discussa ieri, a noi va bene. Si parte dalla spesa storica che verrà superata nel giro di 3-5 anni con la norma finanziaria che è stata scritta ieri, però è pur vero che quelli che si agitano di più sono gli stessi che si agitavano difendendo la Costituzione fino a pochi giorni fa. Poi si sono accorti che la Costituzione che aveva in mano prevedeva proprio quello che noi chiediamo. Ecco, sono contentissimo di sentire Luca Zaia dire queste parole, perché io queste dichiarazioni sue non le avevo ascoltate, non le avevo sentita, e effettivamente non dico di aver detto le stesse cose, però obiettivamente questi sono i punti, e quindi obiettivamente appunto De Luca sì, ha questo modo, fa ridere De Luca, sì, diciamo, sì, certo. Però questo appunto è quello che ci tengo anche a sottolineare, magari anche per appunto i telespettatori del Sud, perché dopo vogliono far passare appunto come una secessione, come una separazione
separazione economica, come un divorzio, diciamo, ma la realtà non è questa, perché comunque deve essere garantita un'equità tra le regioni. Qui cambia la gestione che viene passata da Roma, viene passata in Veneto, quindi con la gestione dei fondi che prima gestiva Roma e dopo verranno gestiti in Veneto, e sì, ci saranno delle diversità perché appunto cambieranno le persone che gestiranno questi fondi, si costruiranno dei nuovi team che si spera, ci auspichiamo ovviamente, e stiamo lavorando proprio per questo, che siano più competenti, più vicini al territorio e quindi più presenti e più puntuali. Questo è il punto. Quindi... Sì, soprattutto un rapporto tra la gente e chi governa la regione, cosa che è difficile fare con Roma, e quindi essere calati sul territorio in tutti i sensi. Certo, senza ombra di dubbio. Tra l'altro mi ha fatto anche riflettere un attimo una dichiarazione che invece ho sentito di De Magistris, che lui dice: ma io non è che sono contro l'autonomia delle regioni, però sarei per rafforzare di più l'autonomia delle città, cioè dei comuni. Lui è sindaco di una città molto grande di Napoli, e quindi obiettivamente lui dice: noi abbiamo bisogno, anche i comuni hanno bisogno di autonomia. E se lo dice il sindaco di Napoli, voglio dire, e starebbe bene a lui, in Veneto credo che sarebbe la stessa cosa. Quindi non vedo di cattivo occhio il fatto di potenziare quelle che sono le competenze anche comunali, obiettivamente, perché i sindaci sono in prima linea e sono stati negli anni sempre più spogliati di quelle che erano le capacità di spesa e la gestione dei propri bilanci. Quindi riuscire ad avere la possibilità di gestire quelli che sono i servizi che vengono dati da fuori potrebbe essere anche in questo caso ancora più puntuale, perché poi i sindaci effettivamente conoscono, non dico le persone nome per nome, però poco ci manca, hanno sicuramente una presa molto forte, meno politica e più legata alle preferenze, alla persona, al tipo di persona. Ecco, per quanto riguarda invece più strettamente l'autonomia regionale, c'era molta attesa, perché il 15 di febbraio doveva essere stata indicata come la data per la firma, la chiusura della trattativa. Ecco, forse si sono cercati tempi troppo stretti? Ma non so se si siano cercati tempi troppo stretti. Io sono rimasto un po' stupito dal fatto che comunque Matteo Salvini si sia presentato con oltre mezz'ora di ritardo al colloquio, che abbia avuto difficoltà a incontrare Conte. Mi sembrano sinceramente delle scuse poco serie, diciamo, da parte di un ministro, e quindi mi domando perché in un giorno così importante appunto Salvini sia arrivato così in ritardo su un tema che gli apparteneva alla Lega. C'era tutto il 5 Stelle pronto a discutere, ad attivare questa cosa e quindi a potenziare, e lui è arrivato comunque in ritardo. Quindi spiace, perché obiettivamente sì, il governo l'abbiamo fatto assieme, noi abbiamo i numeri più ampi e siamo d'accordo, quindi non l'ho vista bene questa mossa che ha fatto. Staremo a vedere. Però dicono ma è colpa della Lega se questa autonomia non parte. Diciamo che la Lega purtroppo, essendo sia al governo insieme al 5 Stelle sia in regione molto potentemente, i veneti hanno un'aspettativa molto elevata e ci sta, è giusto che sia così, ed è giusto che i veneti continuino a mantenere la guardia alta su questa cosa, che non calino il livello d'attenzione, perché quando il cittadino poi viene meno a quelle che sono le sue necessità attraverso le manifestazioni di interesse, obiettivamente la politica lascia correre abbastanza. Quindi il 5 Stelle è per l'autonomia? Noi siamo per l'autonomia, siamo per tutte le autonomie regionali, a dire la verità, ed è quello che si sta attivando in questo momento, perché credo che sarà un sistema, questo appunto di attivare le competenze, della gestione delle competenze a livello regionale, credo che sia replicabile in tutta Italia, senza creare diversità rispetto a quelli che sono i trattamenti di equità che servono per i beni di prima necessità, ma basta pensare agli asili, alle scuole, alle strade, insomma non deve mancare questo, ma ci deve essere una gestione più puntuale, senza dubbio. Ma sicuramente si arriverà, come si usa dire, a chiudere la quadra, Ermanno, no? Si apre un bel punto interrogativo. Poi la burocrazia che si creerà nelle regioni per questo starà nell'intelligenza dei politici fare delle cose che viaggiano veloci e non si intrigano dentro a un meccanismo burocratico che blocca per l'ennesima volta il problema è
banalmente, se vogliamo anche fare così un discorso sociale a livello proprio di opinionismo popolare per quanto riguarda i cittadini, ma in particolare anche l'elettorato della Lega. La Lega ha sempre avuto una linea molto dura verso chi amministrava male, quindi verso Roma, verso una gestione europea un po' fatta solo dalle banche, una gestione di Roma fatta di sperperi e diciamo di leggerezze anche mediatiche che hanno spesso sconfortato i cittadini nella partecipazione al voto. Qual è il problema? Che in questo momento la Lega può comunque dire è un problema di Roma, sebbene ci siamo noi, ma è comunque un problema di Roma. Dal momento in cui la gestione passa a Venezia, lì le carte in tavola cambiano, perché dopo la colpa non è più di Roma, non ci si potrà più aggrappare a determinati cardini, quindi una volta che l'autonomia effettivamente si farà, perché si farà secondo me, tempo un anno insomma saremo qui a goderci la nostra autonomia, io spererei anche prima obiettivamente, però è un passaggio epocale. Dopo non ci sarà più la possibilità di dire Roma ladrona. Okay? Anche dopo bisogna dimostrare di essere capaci di governare e di amministrare in maniera corretta e efficiente. Allora, siccome il tempo scappa via, questa è stata anche la settimana della TAV, anzi del TAV. Del TAV più corretto. La Torino-Lione, quest'opera tanto discussa, è stato presentato questo dossier costi-benefici. Allora, il dossier dice che l'opera è assolutamente negativa, diciamo, e quindi si è riaperto anche qua il dibattito, e in questo Lega e Movimento 5 Stelle sono un pochino più divise, no? La Lega... Sì, siamo divise nel senso che ci sono delle opinioni diverse, e questo è giusto che ci sia nella rappresentanza totale di quelle che sono appunto le persone che hanno votato un determinato partito piuttosto che un altro. Però vorrei anche precisare che il problema del TAV da affrontare, ovvero i costi-benefici e andare a rivedere l'intera struttura, è una cosa che avevamo già scritto nero su bianco sul contratto di governo, quindi obiettivamente questa discussione si sapeva da prima che c'era. Noi stiamo facendo un ragionamento anche molto europeista in questo, nel senso che noi andiamo a coinvolgere i costi-benefici, in questo caso abbiamo più costi che benefici, ma anche la Francia in questo caso non avrà chissà quali guadagni e anzi potrebbe perdere, perché l'analisi costi-benefici non è fatta solo per l'Italia, ma è fatta anche per quanto riguarda la gestione europea. Poi pensiamo anche all'alta velocità che mi pare volessero costruire tra Portogallo e Spagna, che è stata fermata, parte del corridoio 5. L'altro progetto ad alta velocità che è stato fermato in California, però lì stiamo parlando di 69 miliardi di dollari, quindi sono altre cifre rispetto a noi, ma anche quello è stato fermato. Io già in questa trasmissione avevo esposto quelle che erano le perplessità da parte del Movimento 5 Stelle, e ci sono una serie di elementi che purtroppo fanno capire che il sistema di trasporto ad alta velocità non sarà a tutti gli effetti un'alta velocità, nel senso che non potrà viaggiare a chissà quali velocità. Il tunnel che verrà costruito appunto rallenterà quello che è il trasporto, nasce per trasportare le persone, poi diventa magicamente per trasportare le merci. Gli scambi con la Francia non sono così elevati, tant'è che la linea che abbiamo adesso in piedi, che è quella che passa sopra appunto la montagna che dovrà essere forata, di fatto non è ancora sfruttata al 100% quella linea che già funziona. Il traforo che c'è già adesso, sì, il traforo e quindi obiettivamente abbiamo degli standard molto bassi di commercio con la Francia. Poi dopo ovviamente c'è chi dice ma insomma in futuro se uno crea una linea, questa linea potrebbe essere utilizzata maggiormente, quindi potrebbe essere anche un incentivo al trasporto. Ci sono delle priorità, mi pare che in Italia, di carenze per esempio sulle linee ferroviarie sono tantissime. Noi abbiamo ancora linee ferroviarie dell'Unità d'Italia modificate, migliorate, ma sostanzialmente non sono state, anzi in parte sono state ridotte. Quindi l'importanza del treno in Italia non c'è, e invece in altri paesi c'è e si sta sviluppando. La Cina è uno di quei paesi dove... L'India stanno lavorando pesantemente su queste linee di trasporto, ma lo stanno facendo al loro interno nelle infrastrutture che gli permettono di comunicare nei grandi paesi che hanno. Ora,
se ci pensa la Cina e l'India, che insieme hanno, mi pare, 2 miliardi e 4, 2 miliardi e 5 di popolazione, e noi non pensiamo invece a creare delle linee di comunicazione, per esempio abbiamo il doppio delle linee ferroviarie al nord rispetto che al sud, quando obiettivamente moltissimi italiani hanno piacere andare in vacanza al sud Italia e mancano i trasporti e c'è l'esodo che parte ogni anno, oppure tratte interminabili di treno, 10 ore di treno per arrivare in Puglia. Obiettivamente dobbiamo considerare che se siamo comunità europea non possiamo dire i finanziamenti arrivano dall'Europa, quindi vabbè, li spendiamo come vogliamo. Non funziona così, noi dobbiamo ragionare con una mentalità europea e tutta l'Unione Europea deve guadagnare da quelle che sono le scelte fatte da ogni singolo Stato con i contributi europei. E questo secondo me è un tema che va ad unire molto l'Europa. E invece tante volte si dice ma sì, arrivano i finanziamenti europei e quindi ci sono, vediamo di spenderli come meglio ci gira, e invece bisogna ragionare nel senso di comunità e viaggiare a risparmio e vedere di fare quelle che sono le infrastrutture che realmente servono. L'Unione Europea finanzia un sacco di progetti innovativi che vengono fatti all'interno dei singoli stati, basta pensare a Messina, sono stati finanziati 200 milioni di euro per costruire un treno, una specie di tram, voglio dire, molto innovativo, e quindi hanno ricevuto questi benefici. Anche noi, insomma, possiamo ambire ad aumentare quella che è appunto l'infrastruttura e migliorarla. Le Corbusier, architetto del fine Ottocento, mi pare, diceva che sostanzialmente ci sono 4 zone per vivere: c'è una zona abitativa, una zona industriale, una zona commerciale, ma poi ci sono le infrastrutture che devono connettere tutto. In questo momento noi siamo molto legati allo status symbol della macchina, diciamo, del potere che dà la macchina. Quindi dovremmo lavorare su innovazione e su questo, sull'innovazione, costruire un serio dialogo con l'Europa. Quindi diciamo nel dettaglio, per chiudere, del tunnel della linea Torino-Lione, un riammodernamento magari dell'attuale linea, e lo scavo, diciamo, di un nuovo tunnel assolutamente no. Lo scavo del nuovo tunnel, insomma, sicuramente col fatto che avrà un grado di pendenza minore, perché sarebbe sicuramente più vicino a quello che è il piano terreno, orizzontale, diciamo, non consideriamo possa essere una spesa da fare, visto appunto i mancati introiti. Comunque ci tengo a precisare che Toninelli comunque ha confermato che questa analisi costi-benefici non è perentoria in un no fisso, ma bensì è fatta per ridiscutere con la Francia, e la risposta che poi darà Bruxelles, e dopo la risposta che darà Bruxelles il governo deciderà effettivamente cosa fare. Quindi non stiamo lavorando a sì e no fissi, stiamo ragionando, come era scritto nel contratto, e sono molto fiero di questo, che sia stato scritto prima e si stia affrontando, con tutte le difficoltà che ci sta portando, perché obiettivamente ci sta portando difficoltà andare a ridiscutere questo, però è anche un segno di serietà nei confronti appunto di quelli che sono tutti i contributi dei cittadini europei di cui noi facciamo parte. Allora, Cusumano parla di contributi europei, adesso noi chiudiamo questa parte del memento e ne apriamo un'altra molto importante, dove parliamo anche di contributi europei. Parliamo di mafia calabrese, mafia siciliana, mafia pugliese, che hanno accumulato decine di miliardi di euro come contributi per poi non spenderli sul territorio, utilizzarlo per il commercio della droga, per il mantenimento dei loro loschi affari. E naturalmente il nostro ospite, che finalmente dopo un anno che lo inseguiamo, finalmente è venuto a trovarci con la scorta di quattro della polizia, perché è sotto scorta, e quindi tra poco ci incontreremo con lui, che aspetta fuori. Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi. Quindi ci fermiamo un attimo per la pubblicità con i telespettatori, e tra poco incontreremo Giuseppe Antoci. A tra poco.